Bentrovati con la quarta puntata di Anziani in Movimento, una proposta di attività motoria, attività fisica da farsi in casa, un progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Friuli e ideato dall'associazione Che Spettacolo del presidente Massimo Piubello. Siamo qui con la dottoressa Eleonora Pressacco per svolgere una serie di esercizi con l'uso del bastone, il classico manico di scopa, che naturalmente qui oggi abbiamo svitato la parte terminale per poter svolgere gli esercizi. Ecco che partiamo, Eleonora. Dottoressa Eleonora Pressacco, laureata in Scienze Motorie all'Università degli Studi di Udine, ci propone degli esercizi. Siete pronti anche voi? Avete recuperato un bastone e partiamo. Per il primo esercizio impugniamo il bastone abbastanza con la presa larga, partiamo con il bastone appoggiato alle cosce e lo portiamo davanti a noi e ritorniamo in posizione di partenza. Eseguiamo l'esercizio per 10 volte. Per cui seduti in maniera corretta, per cui la schiena bella diritta, posso appoggiare la schiena allo schienale o viceversa avere una seduta centrale. Gli angoli fra la coscia e la gamba è di 90 gradi, per cui angolo retto, con i piedi leggermente distanziati, appoggiati per terra. L'impugnatura è un'impugnatura larga quanto le spalle e quando solleviamo inspiriamo e quando scendiamo espiriamo. 10. Ok, la posizione di partenza è sempre la stessa, invece di fermarci davanti a noi portiamo il bastone in alto. Sempre 10 volte. 1. Per cui molto lentamente, molto gradualmente, fino a portare in posizione verticale le braccia. L'impugnatura, vedete che le braccia sono sostanzialmente distese, non succede niente se uno flette un po' le braccia. Lentamente salgo, inspiro con il naso, scendo ed espiro con la bocca. Tutti esercizi semplicissimi da poter svolgere, direi quasi quotidianamente. Mi dicevi prima, dottoressa Eleonora, che tu hai la nonna di 92 anni che fa oltre mezz'ora di ginnastica al giorno? Certo. E questo è il regalo. È il suo segreto. È il suo segreto, ma è il segreto per la salute. Prego, Eleonora. Per il prossimo esercizio portiamo sempre il bastone in alto, invece di ritornare alla posizione di partenza, lo portiamo dietro la nuca e poi ritorniamo. Sempre 10 volte. Per cui 1, Dietro. Scendo e poi salgo e ritorno. Per cui lo guardiamo bene, molto lento, senza movimenti bruschi. D'altronde ci ricordava il papà della medicina, Ippocrate, un po' di anni fa, diceva: se avessimo trovato nel dare a ogni persona la giusta quantità di movimento e la giusta quantità di nutrizione, né in difetto né in eccesso avremmo trovato la strada della salute. E per cui sappiamo che il nostro corpo è stato disegnato per muoverci e per combattere dunque la sedentarietà. Siamo a 7. Esercizi di mobilità articolare accompagnati dalla dottoressa Eleonora Pressacco. Grazie alla Fondazione Friuli abbiamo questa proposta di Anziani in Movimento, ideata dall'associazione Che Spettacolo di Massimo Piubello. Portiamo il bastone dietro la nuca, lo teniamo sempre saldo qui, incliniamo il busto verso sinistra e poi verso destra, sempre per 10 volte. C'è il modo di dire, mi sembra di ricordare, il bastone della mia vecchiaia. In questo caso, voglio dire, il bastone va bene a tutte le età. Una volta a livello di scuola primaria, elementare, come si dice, si usava il bastone per fare anche della ginnastica correttiva, per incrementare quella che è una postura e dunque tutte le curve fisiologiche. Qui recuperiamo questo attrezzo chiamato povero, tra virgolette un manico di scopa, per mobilizzarci.
Portiamo il bastone davanti a noi con le braccia belle tese, possiamo chiudere un pochino le mani, lo facciamo rotolare muovendo bene i polsi in avanti. Distese le braccia, per cui un movimento sempre che va a creare una funzionalità dei nostri polsi, dunque tutti esercizi di mobilità. Lo facciamo più o meno 10 volte per ogni mano. Vedete che il tempo d'esecuzione vi permette di svolgerli anche voi, insieme a voi, da casa nostra. Per cui ci regaliamo una decina di minuti di esercizio fisico. Ok, ci alziamo in piedi, ci mettiamo in parte alla sedia, di lato rispetto alla sedia, portiamo il bastone dietro la schiena, pieghiamo i gomiti e lo portiamo più in alto possibile, sempre 10 volte. Anche qui è un esercizio che ognuno fa in base alle proprie possibilità, in base alla propria mobilità, non sono esercizi pericolosi, però ognuno deve abituarsi ad ascoltare se ha delle sensazioni di rigidità o magari ci può essere qualcuno che ha avuto delle problematiche alle spalle e quant'altro, ecco che lo riduce quella che è l'escursione nell'esecuzione di questo esercizio. La posizione di partenza è sempre la stessa, solo che invece di piegare i gomiti, le braccia stanno belle distese e le portiamo all'indietro, sempre 10 volte. Qui allontano il bastone che ho appoggiato sostanzialmente ai glutei, portando le braccia all'indietro, non flettendo il busto in avanti, stando in una posizione comoda, i piedi più o meno larghi quanto le spalle e il capo eretto che guarda avanti. 9 e 10. Ok. Prendiamo il bastone con una mano sola, da questa posizione lo portiamo orizzontalmente e poi verticalmente con un movimento sia di polso che di spalla. Bene, è orizzontale il bastone e verticale c'è una pronazione e supinazione, cioè sostanzialmente dal polso che guarda a terra andiamo in una posizione verticale, lavorano il nostro polso e le nostre articolazioni delle spalle. Lo facciamo anche con l'altro 10 arto. volte anche dall'altra, naturalmente uno può ripetere questi movimenti, noi lo facciamo per 10 volte, ma può farlo tranquillamente per 15, per 20 volte. Naturalmente sono tutti esercizi che si possono fare anche in compagnia, con i nostri cari, con coloro che ci vengono a trovare per l'appuntamento del caffè, del tè. Sono esercizi che vanno bene in tutte le fasce di età delle persone adulte, ma anche delle persone anziane. Per i prossimi esercizi utilizzeremo il bastone come supporto e utilizzeremo gli arti inferiori, quindi le nostre gambe. Per il primo esercizio portiamo la gamba bella dritta davanti a noi per 10 volte. L'esercizio sempre in sicurezza, dove andiamo ad attivare un movimento di alzata di una gamba o di slancio e per cui siamo in equilibrio monopodalico. Ecco che l'equilibrio diventa un argomento interessante da coltivare, da esercitare. Parlavamo anche nelle altre puntate che dobbiamo in qualche modo prevenire quello che è un discorso anche delle potenziali cadute che in là con gli anni purtroppo capita troppo spesso. Allora, se è vero che è un fatto fisiologico che ognuno di noi vada incontro a quello che è un po' all'osteoporosi, per cui alle ossa spugnose e anche a una diminuzione della massa del ventre muscolare, questi esercizi sicuramente incrementano quello che è la nostra capacità di stare in equilibrio. Facciamo lo stesso esercizio lateralmente, quindi ci teniamo sempre belli saldi sul bastone e con le gambe distese le portiamo in fuori, 10 volte. Entrambe le mani sono in tenuta del nostro bastone, per cui abbiamo un punto di riferimento.
e andiamo ad eseguire degli slanci laterali o delle alzate laterali. Ecco. Ognuno lo fa in maniera molto graduale, in base alle proprie possibilità. Anche qui dobbiamo ascoltare un attimino quello che è il movimento sostanzialmente della testa del femore o la parte dell'anca nell'eseguire questi esercizi, sempre fatti gradualmente. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, sempre con il supporto del bastone alziamo un ginocchio rimanendo in equilibrio sulla gamba che appoggia a terra e cerchiamo di rimanere fermi per 15 secondi. 1, Ecco. 2, Allora noi diciamo 15 3. secondi di stare in equilibrio su un solo piede, equilibrio monopodalico. Sicuramente uno può stare anche per minor tempo, però questi esercizi vanno a incrementare quella che è una capacità, proprio come abbiamo sottolineato più volte, dell'equilibrio, che anche questo va in qualche modo allenato, non è una cosa scontata. Con gli anni si perde anche questa capacità di equilibrio. Portiamo il bastone sempre dal lato della gamba che si alza da terra e lo facciamo con l'altro arto. Dobbiamo pensare nella vita quotidiana quali sono le situazioni dove possiamo perdere l'equilibrio. Basta inciampare, basta prendere con l'avampiede o col piede un tappeto o durante la camminata anche per strada o gli scalini nella discesa, nella salita. Bene, è terminata anche la quarta puntata con Anziani in Movimento. Buona ginnastica a tutti nel pensiero che la vita è movimento e il movimento è vita.